È successo alla fine di una serata che doveva essere una serata di divertimento, di festa, di rinizio a una vita normale, e si è conclusa con un ragazzino, una appena maggiorenne, finito in rianimazione, fortunatamente senza pericolo di vita. Disagio sociale, lockdown e cultura della violenza, in aumento i fenomeni di aggressione fra giovanissimi. Un 18enne è stato picchiato con calci e pugni da un gruppo di 10 suoi coetanei e più giovani all'uscita della discoteca Live di Bassano nella notte di domenica 31 ottobre. Le motivazioni che hanno spinto i giovani ad aggredire il ragazzo sono al vaglio della polizia. L'aggressione è avvenuta sulla strada adiacente al di fuori del parcheggio del locale dopo che questo era stato chiuso. Il nostro personale di sicurezza, insieme appunto al pronto intervento, va a verificare cosa stava succedendo, e in questa colluttazione tra più soggetti e più persone trovano un ragazzo a terra che viene appunto seguito, rincuorato e protetto. Il Live aveva organizzato un'ospitata speciale per questo lungo weekend di Ognissanti. L'ospite in questione è stato il rapper Baby Gang, noto per i suoi testi spinti che spesso possono incitare alla violenza. In mezzo a tantissimi ragazzi ci possono essere delle altre persone, altri ragazzi che in realtà invece vogliono proprio provocare una insicurezza, un'inquietudine. All'interno dei nostri spazi fortunatamente la gente viene per cantare, per ballare, per stare bene. E proprio in merito a questo fenomeno di baby bullismo in aumento, il dirigente del commissariato di polizia fa un appello. Il divertimento sia finalizzato a stare insieme, a conoscere persone nuove e non finire fortunatamente in una quasi tragedia.